Il ministro Speranza: la curva si è piegata, dati buoni ma massima cautela. Istituto Superiore Sanità: ad aprile 44% dei casi nelle RSA. 4 date chiave per le riaperture: mascherine, distanziamento, industrie e negozi. Le prove per i trasporti nelle città. Accordo in Europa su fondo comune per la ripresa, da definire il funzionamento. Conte: accolta nostra linea, svolta storica, prima impensabile. Governo riunito per il documento economico, le misure del decreto aprile. Per Moody's il rating non è a rischio. Case di riposo, nuovi indagati al Trivulzio, perquisizioni del NAS a Mediglia, i racconti dei nostri inviati dai luoghi della pandemia. Nel mondo quasi 200.000 le vittime, bufera su Trump per proposte di cure, i medici pericolose, per i musulmani è Ramadan, digiuno e isolamento. Si intitola Living in a Ghost Town, la canzone dei Rolling Stones, uscita a sorprese dedicata al lockdown, scritta da Mick Jagger e Keith Richards. Un anno fa ha anticipato profeticamente gli effetti della pandemia, il video nelle città fantasma. Buongiorno dal TG1, la curva dei contagi si è piegata, possiamo avere fiducia ma dobbiamo mantenere i piedi per terra. Così il ministro della Salute Speranza questa mattina all'ospedale Spallanzani. Netto miglioramento ma cautela è la parola d'ordine dell'Istituto Superiore di Sanità. Ad aprile nelle residenze per anziani il 44% dei contagi. Roberta Badaloni.